a tutti dal commentone veneziano, siamo su MotoGP e siamo con la Honda, ragazzi, siamo campioni in carica, abbiamo vinto con la Ducati un mondiale strepitoso, la grandissima seconda mondiale in 6 anni, e adesso nuova sfida con la Honda, come potete vedere in sovraimpressione, by di, come si dice, statistiche comendiane. Abbiamo preso la pole position, ragazzi, pole position comendiana, molto positivo, come sempre, ragazzi, qua in Qatar è così. E Fiori per questa stagione, penso, adesso non so, o comunque per metà stagione, ci sarà una gara video. Perché questo? Perché devo andare in montagna, quindi per portarvi più video cerco di suddividere le gare così da fare più video di MotoGP e niente, insomma. Questa cosa sarà solo per una settimana, quindi non preoccupate, ragazzi, poi torneremo con le consuete 3 gare a video. Raga, andiamo. Saranno insomma video un po' più corti, però insomma adrenalina pura, perché ragazzi con la Honda voglio fare il miracolo, cioè vincere più gare possibili e fare il record. Mi piacerebbe battere le 10 vittorie consecutive di Marquez, ma la vedo dura. E niente, siamo con la Honda, mi sono trovato benissimo. La Honda sicuramente è più facile da guidare della Ducati, però la vittoria in Ducati è una soddisfazione immensa. Signori, voglio vincere il secondo mondiale di fila, il terzo in 7 fottutissimi anni. Ecco, regalaci The Dream. The Dream. La Honda è una signora moto, eh? Allora tira fuori già il gambino al cume. Vabbè, qua in Qatar non ci sono problemi sulla carta, eh? Voglio un cume un po' più perfettino. Il cume polemico della passata stagione è un po' sparito, ma non troppo, eh? Guarda che sbandata qua. Tipica sbandata curiosa. Il cume se ne vuole andare. Il cume vuole già dettare leggi, si vede, ragazzi. Il cume detta legge. Sta pitturando il cume pittura. Pittura, come pittura. Fantastic, fantastic. Very good. Le ragazzette, il secondo mondiale hanno preso bene, è stata un'orgia a fine mondiale, ragazzi, con tutte le ducatiste. Mamma mia, cosa ha combinato il culo? Cosa ha combinato? Primo giro andato, mamma mia, brutto errore alla fine, peccato. Ma c'è già la fuga, ragazzi, c'è già una tipica fuga come bene. First lap completated, 2 laps remaining. Eccolo qua, il madrelingua. Il cume di madrelingua, sì. Vediamo quante riesco a vincerne. Vediamo il bottino del cume a fine mondiale. Comunque voglio vincere assolutamente, Però solo un anno in Honda, sia che ci sia il mondiale vinto o no, perché il prossimo anno ho già opzionato un contratto con la Yamaha, così proviamo le tre moto più importanti. E dopo poi ci sarà un cume di Suzuki, quindi non è finita, sarà una carriera lunghissima. Fantastico, come fantastico. Un po' di scodate. Sto guidando un po' troppo tranquillo, però sto tornando vicino a Marquez, lo vedo. Ancora. Non è che caro se continua così, però è Cristo santo. Che devo rischiare così, Dio mio. Non rischiare troppo, rischia il giusto. Che lenti che stiamo andando, diciamo forse anche il fastest lap, vediamo. Marquez ha recuperato tantissimo su un cume un po' svogliato, 94, 55, sì, al 90% perdo il fastest.
Infatti. Giro record di Marchetto Marquez. Dio santo, perdo un Natric così. Occhio Kuma. In Qatar ormai c'è la tranquillità di vincere sempre, però non sono forte come a Catalogna. Per forte, tra virgolette, chiaramente, se no qualcuno si arrabbia. Scodatore, scodatore. Marquez è attaccato, raga. Marquez è vicinissimo. Adesso ho un po' di paura. Ho un po' di paura, raga. Ora se devo rimettere in corsa Marquez perché ho staccato la spina dopo il primo giro. Dio santo. Dai, porta a casa la prima vittoria in onda e dimostriamo che i campioni del mondo siamo noi. Vai Kuma. Oh yes. Oh yes. Buono, buono. Abbiamo riattaccato la spina. Tira fuori il gambino del Kuma. Curva perfetta e signori. Noi coglioni. Attenzione, lotta all'ultimo con Marquez. Lotta all'ultimo con Marquez. Lotta all'ultimo, yes! Mamma mia che rischio. Mamma mia che rischio, raga. Tra breve la regia ci porterà al parco chiuso. Che sofferenza, stessi punti. Praticamente sì, non siamo alla pari ma quasi. Mamma mia. Raga, vittoria pesantissima, proprio all'ultimo, l'ho sofferta fino all'ultimo. Cioè, il primo giro perfetto e poi ho staccato la spina. Boh, vai. Cose curiose del Kuma. I suoi festeggiamenti Raga, completamente ho saluto il meritati, commento ha saputo veneziano. imporre il suo ritmo alla gara e campione del nessuno mondo è in stato in carica. grado di ottenere il suo passo.